Finale regionale di Under 14 maschile con il profumo di Serie A. A Bibione si sono sfidate Sisley Treviso e Semprevolley Padova e Treviso, dopo 2 anni di astinenza, è tornata a laurearsi campione regionale di Under 14, vincendo per 3-0. È stata molto bella, combattuta, è da un po' di anni che non vinciamo una regionale e c'è tanta soddisfazione. Ed ora Treviso, con questa vittoria, tenterà di farsi bella anche alle finali nazionali. Fra l'altro, questa squadra ha già vinto la Boy League nazionale di Lega. Finalmente andiamo a giocare la parte finale, queste finali nazionali. Speriamo di essere all'altezza, di mantenere la concentrazione, la voglia di vincere, la fame, tutte quelle cose che servono per arrivare fino in fondo. Il gruppo c'è, il progetto secondo me funziona, recuperiamo un paio di incerottati e direi che secondo me partiamo bene. È stata una grande annata fino a questo momento per i ragazzi della Sisley Under 14, come ci ricorda un atleta. Adesso abbiamo le nazionali e ci dobbiamo impegnare molto negli allenamenti. Poi abbiamo vinto la Coppa Veneto contro Mestrino, che è un'ottima squadra, e qui abbiamo vinto contro Semprevolley, un'altra bellissima squadra, e di sicuro ci faremo il cosiddetto sedere per le nazionali, che cercheremo di vincere. Per il Semprevolley Padova è arrivato invece il secondo posto, con un gruppo formato a settembre. Noi giochiamo insieme da circa un anno e ad esempio io sono in prestito da un'altra società, Semprevolley Padova. È un gruppo molto unito, ci troviamo molto bene insieme, però non è bastato per questa finale. Naturalmente siamo dispiaciuti perché è la seconda finale che non va in porto, anche contro il Mestrino in finale provinciale, però non abbiamo giocato al massimo. La finale regionale è però un bel risultato per Padova, come ci conferma Enrico Lazzaretto. Per essere il primo anno che abbiamo giocato tutti quanti in gruppo insieme è stata molto promettente questa stagione. Una grande annata dunque per il Semprevolley, che continuerà con questo organico anche in Under 16. Con Under 14 adesso ripartiremo, questo gruppo verrà passato in Under 16 più bravini, più promettenti, e ricominciamo quest'anno un po' in anticipo rispetto all'anno scorso, quindi vedremo il prossimo anno se il partire con 2-3 mesi in anticipo potrà darci qualche soddisfazione in più. D'altronde stagione per me da incorniciare, partiti a settembre con un gruppo in costruzione, non avrei mai sperato di arrivare in finale regionale. La 3 giorni di Bibione è stata organizzata dalla Bibione Mare Volley, che fra l'altro schiera la propria squadra in B1. Da neopromosso il Bibione ha appena festeggiato la salvezza. Sì, sono stati 3 giorni bellissimi, faticosi, per noi l'abbiamo organizzata, è il secondo anno praticamente che lo organizziamo, 3 giorni di pallavolo qua a Bibione. Mi vedete felice perché ieri sera oltretutto abbiamo fatto anche il risultato con la B1, con la nostra squadra che milita nel campionato di B1 maschile. Abbiamo vinto contro il Sarmeola e siamo rimasti in B1 praticamente, quindi la fatica che si vede nel mio volto comunque sono veramente felice, insomma, di aver ottenuto questo risultato che corona un anno veramente di sacrifici. Grande impegno e grandi risultati dunque per la società di casa. L'amministrazione comunale, con sede a San Michele al Tagliamento, lo riconosce promuovendo lo sport e il turismo sportivo. Lo sport è un settore al quale noi come amministrazione comunale puntiamo in maniera determinante. Sport e famiglie è il nostro target di clientela e di turisti. Abbiamo dedicato come amministrazione comunale molta attenzione allo sport, soprattutto al beach volley, al volley, a tutti i tornei sportivi di tanti generi di sport.